Bene, Beh, allora grazie per avermi dato una seconda chance con questa mia blind allora, run o hai usato anima anche della scusa per scoperta Cristina, di Caruso. Oh, vai Mafia sereno. Terra Madre. Penso venne paio d'ore fa che ti sei fissato. Dovrei essere Preciso, riuscito capitano. a risolvere i Toiste. problemi Già tecnici. rientra c'è una pala. E tu che fai? E io me ne stai a fuori. Fondamentalmente sono andato sulle impostazioni e sembra che la cosa più importante sia che come anti-aliasing e upscaling ho sostituito la Realty SR con l'Nvidia DLSS e questa cosa sembra aver fatto miracoli. Almeno questa era la vera esperienza da gamer, da PC gamer in cui deve trafficare nelle impostazioni grafiche per far andare il gioco e non il classico walkthrough di uno youtuber con il super PC 16K 64 GB di RAM che fa andare tutto con la forza bruta. Cos'è tu? Sogno Enzo. Travaglio qua. Per ora. Però prima non fosti sempre uno stalliere. No. Beh, non sempre potremo decidere che duca facemo. Può essere. Chiedo che siamo, sì, però. Oh, la grafica però ora Bene. finalmente ha modo. No, grazie. Vabbè, comunque è decisamente un grosso passo avanti rispetto alla parte 1 di questo walkthrough. Ne vedremo. Enzo. Ancora scusate se per tutti i problemi tecnici che ci ha avuto il primo video, però, cioè, nel Allora senso, finiste. di solito gioco a giochi con la grafica molto più semplici di questa. Non ti posso dire niente. Senza parole. Niente di rissi vero. Sempre ben chiaro. Non hai travaglio che fare. Nei sa de è venuto. Iddo è Caruso. Con dei capelli che può essere. Cesare, ma ho visto il culo e ho preparato te pagina, poi zannachi. Veniamo ora fuori a travagliare. Dimmi, potessi tu pure avere venuti e puoi ittare a spada a Maronna. Zio mi disse che vuole che cominciamo tra un'ora. Oh, sentissi, Caruso. Va lavate e date una sistemata. Non ne fai passare un petetta a tutte. Ah, Enzo, vedi che ne chiaro che ti idea. O padrone ci piace macellare sa carne, ci dico che apprezzasti. Io... te ringraziare. Per travaglio. Per tutte cose. Hai da ringraziare. Se ci vuoi mostrare riconoscenza, travaglio assai e non fare minchiate. Poi, che festa? Bevi. Buono, eh? Minchia buono. Ah, Tino. Con il cuore e l'anima di ogni occasione. Un vecchio amico della donna, una specie di consigliere. A picca conosce a tutti, a cui c'è a domandare aiuto, a cui è meglio lasciare perdere. Muto e talia. E ti insegna tutto chi che serve. Ah, finalmente, l'ospite d'onore. Chi da qua? Signori, amici, famiglia,
Siamo tutti e festeggiamo a mia figlia bellissima, Isabella, che oggi fa o santo. A salute. A salute! Una cosa che ho notato riguardando il mio vecchio video che devo decisamente commentare di più. A te. Ancora a finire qua. Non ne stanno riendo. Alla festa di San Celeste, come a tutto l'anno. Ci fanno tutte pagavalcate, una costa dei cavalli. Ci sono fantini in ogni città e spesso finisce a schifare. Ma tu ci stai mai una cosa così? Non c'è io mai a San Celeste. La cosa che conosco però. Intese che vincono sempre chi dico le zolfo. L'uomo spataro? Puh, le tose. Consegniamo tutte queste cose a così veri che minchiate sentiste. Buono, qua siamo. Sei pronto a insegnare i tuoi misteri? Aspetta un attimo, ancora ne amo. Bello usare insegnare per dire imparare. Comunque prima il gioco mi ha fatto infuriare tantissimo in tutto un pezzo di gameplay che ovviamente voi non vedrete, perché fondamentalmente in questo gioco non avrete vari slot di salvataggio, avete un singolo slot di salvataggio che chiaramente è l'ultimo checkpoint che si sovrascrive continuamente. Quindi voi potete, se volete tornare indietro, potete soltanto ricaricare l'ultimo checkpoint, oppure se volete tornare ancora più indietro, potete ricominciare i capitoli che avete già completato però. Quindi alla vostra prima run, se state giocando a un capitolo e volete ricominciarlo da capo, dovete andare nel menu e ricominciare da capo il capitolo precedente a quello che volete ricominciare da capo. Quindi andate 2 capitoli indietro. E siccome sto avendo appunto dei problemi tecnici, allora provavo a... però voglio fare comunque che sia una qualità grafica accettabile per un video su YouTube. Allora io provavo ad avanzare, avevo un problema grafico, e poi provavo a tornare indietro per fare il video. E oltretutto durante i filmati te non puoi, se vedi che hai dei problemi durante il filmato, te non puoi ricaricare, cioè non puoi né ricaricare il checkpoint né andare nelle impostazioni grafiche, puoi soltanto proseguire e ovviamente quando finisce il filmato si sovrascrive il salvataggio del checkpoint. Quindi in soldoni, per farla breve, questo capitolo che state vedendo adesso io l'ho già giocato e adesso lo sto ricominciando da capo apposta per fare il video. Comunque direi che ne vale tantissimo la pena, perché prima già qua la grafica stava sclerando, cioè fra lag e vari altri problemi. Adesso sembrerebbe essere finalmente tutto risolto. Che cosa? Ora ci ho passato, mannaggia. Non tornese favore fa. C'era un aiuto a tutti chi giocano santa a votare, se o chi vogliono difendere qualche cosa. E in cambio ci portano gratitudine e rispetto. O sono uomo, magari i piace smuovono. Tutti quanti sapete campare questa cosa. E cosa stai sentita per la gente da ballare? O io non rubo se ferma tutto. E tutte festeggiano. No, no però. Per noi, prima ci sull'affare. Sempre. Ma scusate, io... Tranquillo, lo saccio. Ti spiegavo solo chi che ne distingue di chi ne cazzappano nega. Chiaramente le mafie sono partite dalla Sicilia tra l'800 e l'inizio del 900 proprio perché la situazione era un po' fuori controllo. Diciamo che hanno approfittato di alcuni vuoti di potere. Per qua la consegna. Il Pasquale, amici di famiglia, una giusta macchina, motora, tutto che caccio puttana. Ne
procura magari cose che non si trovano a non da banda. Enzo, ma può pigliare da cascia? Se posso, ok. Comunque devo appuntarmi anche che Poi voglio... a San Celeste e preghiamo il signor Ruzzo che ne fa arrivare sani. Enzo, vieni con me. Cioè, chiaramente devo aprire io il cancello. A ca compare nostro. Stronzo! Oh, Pasquale, Oh, Luca! ti fatto affegare, sì, eh? Enzo, capa a tavola. Sto mangia buono sta? Sempre la stessa. Un minerone mai, segua. Non mi pare che questa visita è di cortesia. Perciò, 50 arroggi rottoni, i nostri amici era cereale. Ti rogna a te, ma ci a fare nascere magari un bello quotidiano pensi. buono di mio. È un picciotto che ci tagliò la faccia a bastoni. I due. E ancora sta campando. Il Domer lo conosce meglio di tutta l'auge. Enzo, da lei che c'è entrato da cascia? Comunque che sollievo vedere, cioè questo qui veramente confronto alla mia prima try, cioè la grafica è tutto un altro mondo. Ora qua si iniziano a imparare alcune cose in maniera più approfondita, cioè ci sono i dinari, che sarebbe la valuta con cui acquisti la roba fondamentalmente, quindi vabbè, niente di troppo particolare. Cammina, Enzo. Scende sotto, ci pensa mia madre. Ma cura chi lo che dice da panzaita. Qua c'è un negozio. Il negozio è abbastanza bellino come è fatto, cioè andate letteralmente sugli scaffali a vedere cosa volete prendere. Un cutietto ci cava. Gioco. Vabbè, prima devo parlare con lei. Ma dopo vedete, cioè, nel senso c'è un menu. Devi andare sul bancone e prendere la cosa che vuoi acquistare. Io voglio tantissimo acquistare questo, però comunque per proseguire nel gioco dobbiamo prendere i coltelli. Ce ne sono di varie tipologie, tipo questo si può lanciare per abbattere i nemici. Io prima avevo preso... Oh, avevo preso questo e... quello per usare durante il combattimento e in effetti... Viso voglio. ce l'avevo già. Grazie, signora. Accura, non vi tagliate. Forse perché l'avevo fatto nella mia prima run di questo capitolo e quindi questo essendo il tutorial ma me l'ha contato come già fatto. Sento peso. Insegnati. Se sa come si usa, dopo sai imparare la vita. Lo saccio, già vincevo una sciata. Non è che vinciste, ne sciste vivo. Se ci tieni a campare, è meglio che ti insegni a combattere buono. Ma non fossi tu a dirmi con una freminchiata. Non ti ammascare, Teresse. Ma... a chi ti comandate, li facciamo sempre. Se ti capita, ti fare rispettare. Non ti scantare mai. Se cominciano id, tu finisci. Se ti acceccano, o scassano la minchia ai toccare, tu l'ammazzi. Lo capiste? Ora, ti faccio aprire una poche cose. Tu kid? Amone, Va bene. prima fammi bere come mi pigli. Amone, prova a nagliare. Quando dice, Brava, lui dice via. Amuni, ma non so cosa voglia dire. Devo ricordarmi di cercare su internet Ah, cos'è? tipo le traduzioni dal siciliano. Oh, Buono. Le cose che un po' tanti sai fare. Ora a capire quando te nagliare in arriere. A così vanno a voto l'avversario. Ora ti attacco io. Aspettare un momento giusto e poi pare. le famose Ora perri approfitta il siciliane. vantaggio. Capiste?
Sogno proprio. Non ti risparmiare qui, Luca. Dai, imparare. E te voti col peloto nemico sono troppo forte per pararle. Quando succederà così, ci fa perdere l'equilibrio. Aspetta un momento giusto e poi te cansi. Ciò che ci sapi fare, chi sei sicuro? Sono anche le schivate per gli attacchi che hanno la lucina rossa. Insegnate questo. Ora mi difendo io. Tu attacca con tutta la tua forza. Vere se trase. E adesso abbiamo introdotto anche gli attacchi pesanti. O meglio, gli attacchi pesanti fatti da noi. Manco un morto per dolere. Arriere, più forte. Minchia. Ma così? Ah, così. Bravo. Oh, Matte, fammi vedere non so compararsi. No, pensavo. La prima volta che l'ho fatto era. Cioè, potevo praticamente spammare l'attacco pesante e funzionava sempre. Ok, ho fatto. Ma io mono, che gittata c'ho? Vabbè che sto usando un coltello. Minchia, sta migliorando. Te gioco con cotecco. Ho preso... Mi pare buono. Buono. Vuoi dire che non sento amato come pensava? Minchia. Buono fascista. Ah, Che fu? Pensi che la gente ci valleggia con te, eh? Non t'addannare. Io so Anna che ha combatto. Ciao, spirito giusto, Enzo, eh? Cerca di usare magari cervello e bere cascia te ne fai assai. Minchia, il retaglio siamo, amone. Amoni non ho la più pallida idea di cosa voglia dire. Muoviamone. Pasquale, Enzo cosa nostra. Se viene, mettete a disposizione. Sempre a disposizione, Sogno. Cose da cercare poi su internet. Teneci un occhio vivo con Pasquale. Ancora non ti fare furto. Macchinina. Ne abbiamo a annacare se vogliamo vedere la cosa. Amone! Q per spronare, questo è Zelda. Cioè, perché non avesse capito la citazione sul Zelda ci sono manico anche abbastanza simile, mi sembra, quella dello sprono. Buono, buono. Don Torre secca, eh? La sua tenda. Stiamo attenti, oh. Che mi pare che si svegliò sto. Enzo, Questo mi sembra il primo momento in cui c'è andiamo a presentare nei effettivamente nei contorresi. sottotitoli qualcuno che viene chiamato mafioso. Fatene un'anticchia in giro. Ne vedremo una tenda di Don Torresi. L'aspetto da sopra. Cioè qua dice di fare un'occhiata in giro e sembrerebbe quasi che puoi andare a giro per i tendoni a fare dei minigiochi. In realtà no, è continua a essere l'unicamente nullo questo gioco. L'unica cosa è che c'è un po' di narrativa. Cioè l'unica esperienza che si ottiene guardando i tendoni è un'esperienza narrativa, non ludica. Cioè questi esplorare i tendoni serve più che altro per sentire delle storielle. Quindi il focus continua a essere narrativo. Briganti, eroi di colline, rine carietto, lieva sofferenza. Io facessi attenzione. Fati, cosa ti è fetosa? Vedo mangia tantissimo la tua vuota. Non te nesti? Stavo consegnando. Che fu? Hai visto Arnaldo? Un po' a cavalcare. Manco a getta si tiene, schifio hai tu. Cesare, tu bestia, si poitò al nostro fantino a imbracarsi e a faccare. Il tuo paio boitello in semola un'ora fa.
Allora che va a fare? A cosa io non ci rinuncio. Posso correre io, Don Torrisi? Luca. Che minchia ci fa? Casto veitano. Safira cavalcare. Per queste case fa mai spatato, no? Boh. Enzo. Enzo. Ci sono cristiani assai a tagliare. A correre per San Cialesio, ma rappresentando la famiglia. E la mia reputazione. Che dici da fare? Sì. O Fantino c'è. Allestetelo. Devo per negare le difetose per spatano? O lo può fare? E ora c'è una corsa. Signori, prendete posizione. 2 giri attorno a San Celeste. Ai posti. Pronti? Via! Dicevano sapere a cavalcare. Don Torrisi felice come un peccereddo fu. Vieni qua. Chievete. Levate Romeo, Enzo. Vedremo se ce la fate l'anno che viene. Spadano coglione. Forza San Celeste! Evviva! 50 anni. Che attento sta cosa. Prima del peccotteggio, dopo come Fantino e ora come Don e Patrono. E lo sapete tutti, cadente, mi fa più contento di quando vince San Celeste. Le tradizioni, come chi di nostre, lo fanno diventare più forte a San Celeste. Ora facciamo festa, avanti, e battemoci in mano al nostro vincitore. Viva San Celeste! Addemettetevi. Minchia che gara. Tanto mi emozionai che quasi mi scoitai ciò che ve ne sta a fare. Consegna queste cose. Con gli omaggi del Don. Quota LGBT per la diversity e inclusion. Almeno questo è quello che direi se fossi un crociato anti-woke. Piazza Garibaldi 44. Dovesse essere che vicino. Non mi sembrava ci fosse nessuno dietro. Chi ci facete qua sotto? Una passeggiata. Lì c'era troppo schifo per i gusti miei. Va bene. Amonenne. Allora, qual è la prima tappa? Oh, numero 8, signorina. Più avanti. Mi puoi chiamare Isabella? Enzo. Sì, signorina. Voglio dire Isabella. Parlano su di te. Da Fuggiasco a diventare Fantino campione. Complimenti. Vostro padre fu gentile con me. E io cercai di essere d'aiuto. E oggi aiutassi assai. A me padre non ci piace fare mala figura. Mi auguro con tutto il cuore che ti sarà riconoscente. Minchia, che c'è qualcuno che si vuole imbriacare. Casiemo.
Numero 8. Qua è proprio classico, borgo italiano a dei livelli estremi. Mi potete... Che facessi tu senza Remia? Tra l'altro è stato... Non c'è bisogno che resti. Vabbè, dico dopo. Isabella. Chi siamo su cose per voi oggi? Ah, e perché? Io lo decido come passare il mio tempo. E poi, potessi essere di buona compagnia. Un minuto, uè. Ah, signorina Torresi. Che gradita sorpresa. Vostro padre con voi è... No, su, la sugno, mi dispiace. Mio padre sta ancora festeggiando la vittoria. Ah, sì. È buono. Signorina, io mi volevo scusare perché un minne la settimana passata. Non ci voleva mancare il rispetto. Un fatto è che mi è appagata a spirugliare una cosa. Non vi preoccupate, sicuro che mio padre capisce. Prego, favore dare una bottiglia. Grazie a tutte e due. E a Tonto Questo gioco è stato fatto da un team Buono. della Repubblica Avanti il Ceca, prossimo. però comunque è stato fatto con il supporto di un team di sviluppatori di videogiochi italiano. E io che saccio? Pare che vi conosceva. Mi conosce perché ci interessa arrivare a me pace. A San Celeste, tutti amici di Don Torrisi vanno essere. Usai che io rumila zii? Ma essere sano. Ma poi tenere è una cosa come chissà. Io mai l'ho avuta una famiglia. Manco io. Ave assai che non l'hai più. E ora? Non è che magari? Dice... via Nino Agavi. Dall'altra parte del paese, eh? Pare che ci piaci sta assai a Tino, eh? Pare che un vero l'ora che me ne vaio. Ah, così è Tino. Non è che la vecchia, ma perché? Tu te ne vuoi ir? Ora come ora no. Almeno sino a quando hai un travaglio e un letto per dormire. Allora spero che Luca ti non ha altro a che fare. Fosse buono. Penso che potesse essere felice qua. Sogno raccolto. Cae, ci siamo. Questo è come interagiscono i maschi e le femmine che non siamo noi. Cioè che non sono io e non sono gli spettatori di questo video. Solo. Hai a fare una cosa. Che cosa? Una volta qua ci veniva come mace. Non c'è più vostra madre? No, non c'è più. Mi dispiace. Dicono che sta fontana avi l'acqua benedetta. Si preghi, a voi tu non si vota o meglio. Chi fa? A volere una preghiera con mia? Recitene una per me. Come preferisci? Ave Maria. Chi ne è grazia, proteggici con tutto il tuo amore, come a me maccia in tuo cielo. Insegnaci a nostri peccatori a bontare il tuo cuore e poi te la felicità. Amen. Qualche volta ma non stava contenta? Sì, qualche volta sì. Avanti, amoninne, che dobbiamo camminare assai per Ninagavi. Facete strada. A chiazza, più avanti. E a me parti preferiti di San Celeste. C'è un panorama bellissimo, la montagna di tutta vaggiata. E c'è pace assai. Mi pare come se non ci fosse nulla, oppure con tutti i gente piere. A Monini deve essere qualcosa tipo muoviti, vieni avanti, qualcosa del genere. Minchia. Gli spadaro. Attia, caroso. O devi chiamare galoppino ora, ah? Ne faceste resciata, spaccapecci. Ne può permettere magari una bottana. Alli ha giocato. Ci manca assai, bello. Magari ci posso buttare un rogodino. Vatemi. Momento quick time event, sempre a sorpresa, cioè non è che te lo dice. Sbagliai a mettere te con Gianni. Ops. Non mi era sembrato di averlo colpito.
Quale facista scongiugare a mia e a mio fratello? Tu e tuo frate non valete niente. Mi sembra che 2 attacchi pesanti seguiti da 2 attacchi leggeri sia una buona combo. Amore, facciamola finita! Oh! E te venne? Non ve ne esce qua, Caruso! Figli bottana, mi fate a bere recchione. Enzo mi sai boh, ma di finio. Sì? Buono. Quando c'ha questi cristiani infuddiscono. Arrecampatevi. Isabella. Non ci dicete niente a vostro padre. Ci fecero cose? Certo che no. Hai coraggio, Enzo. Facci sta cosa giusta. Ma fare sapere di questa bella è proprio una minchiata. Se non c'era io era da cantonera, te poteva finire ma l'assai altro che spatare. non ci fu Modo niente. ma sentire. Sto pataricchi. O donna ci tiene assai a suo figlio, e chi sto a capire? I gente verono cose senza malizia, ma ci quittigliano sopra lo stesso. Non a succedere. Sta cosa è stata mia e tia, lo capiste? Sì. Buono. Amonenne. Riuscirà una testa calda a trattenersi? Ti volevo ringraziare per la protezione a San Celeste. Spero che non terrete A problemi. te, Caruso. Ti va cercando Luca, è fuori di stato. Riccica, stai venendo. Perché non ci manno un pizzino? Si è curioso assai, Enzo. Se vuoi parlare ancora, incontriamoci in giardino. Non ti scantare. A nudo ciurico. Ma ho 2 segnalini? Ci sono 2 quest? Nel mappa non c'è. Almeno non con M. Ok, con... Incontra Luca alle stalle, incontra Isabella nel giardino. Vabbè, incontriamo prima Isabella. Ripigliati, Samuele. Tuo padre pensava che ti poteva piacere. Ci ha detto signor Trapani che a suo figlio non ci interessa suo travaglio. Ah, e che hai? Ma la tua rottura di coglione? Poi di torno. Come te pare? Ci siamo quasi. Ci so che Gaspere quante ce ne avessero a essere. Wow, Meglio questa- controllare a tutte barne per sicurezza. È proprio un'animazione italiana.
Quindi adesso, scegliendo di andare a trovare Isabella, sto facendo una scelta che influenza la trama oppure semplicemente quest secondaria? Mamma mia, i paesaggi. Mi stava domandando se sapevi leggere. Sono istruito? E ci provaste voi stesso? Certo che sì. Perché mi scriveste voi? Perché venisti, Enzo? Vi volevo domandare scusa. Per lasciare. Non aveva a succedere. Ma tu stai bene? Sì, signora. È solo che... Che successe? Non è una cosa saggia. Vi renna così. Sapete, i gente parlano. E che potessero rere. Che è travagliare e basta. Lo sapete? Qua è vostro padre. E tu così, Enzo? E padrone magari dato vita a mio padre? Mi dispiace. Io... Oh. E tu che fai qua? A Luca ci cava. E un savirienno. Se seccare non tappa il tene, potesse essere l'ultima cosa che fai, eh? O capissi? Vostro padre vi stava cercando. E non siete una ventana che campa su te i ponti. Mettetevi in Skype. Cioè, nel senso, lei è abituata a convincere i ragazzi a morire per lei, cioè non ho ben capito. Ma insomma, questa cosa qui mi sa che non ve l'ho fatta vedere ora che stavo rifacendo il video. Praticamente potete... Ah, a parte due cose. Vabbè, uno, che potete modificarvi il rosario per avere effetti diversi. Va bene, quello che dicevo prima. Due, che adesso comunque è ripartito la parte in... È ripartita finalmente la parte in Blind Run o l'anima della scoperta in cui effettivamente non so come prosegue la storia. Ok, quindi le cose che si vedono comunque, le quest bianche non sono quest secondarie, ma sono obiettivi facoltativi, penso, della quest principale. Suppongo ci sia solo la quest principale nel gioco. No, chi da con pelo rosso, chi da con due bedemini. Romina, sono padre avvocato, Lo capevo. Ma che con la legge ficcare? No, ma chi da spia a te? Appena ti sente parlare, chi da se ne fuori? Minchione. Oh, o meglio fantini di tutta la Sicilia. Ma chi se chiedo che aspettavamo? E da mace ce la facciamo chi spala miei da ora. Oh, per cavenza stai bene un rattozio, la famiglia e magari tuo culo. Sono meritore canciare aria. Se già ci piace. Non ne venne statendo. Non tu resi ci offre protezione a gente rubo questo. Di tante cose, e magari la mala sua. Se la protezione costa, manca a dirlo. Perciò stiamo a riscuotere. E io che avessi a fare? Certe volte ci sono clienti non troppo ben disposti e noi dobbiamo... Darci una lezione. A riguardare i loro debiti. E una pari mani su vecchio ripescono meglio a memoria. Non ti dare pena. Rapa è buono l'occhio e ascolta. E poi chi c'hai? Ha avuto che fare? Muovete, cosa è inutile. Ma sentilo sto cazzaro, spaitoide. Amone. Ora che ho visto questa cosa, mi sa che ne avevo sentito... Cioè, mi sembra di ricordare che c'era
questo duo di personaggi che rappresentano la morale buona e la morale cattiva di Enzo. Quindi forse ci sono davvero delle scelte che influenzano la trama. C'è andata a mangiare in una pochi cristiani, tutte in valle. Minchia, una sfacchinata. Sempre che tu cavaduzzo sa fiera. Tu state tranquillo. Sa fiera. E fai spesso il suo tepore visita. Spesso no. Ogni tanto donna vuole che ne famo a bere il suo cliente. Tutti i minchia le settimane. Buono. Se vi serve un aiuto per ciò che è, vai sa che moricete. Lo sentisti, Cesare? Il Giuseppe che sapeva come travagliare. Ci sai mai mano a qualcuno, Caruso? Deve essere difficile, da perdere. Ma speroglio. Cappora però non te la bere solo chi non le restanti. Sicuro che t'ha ferussisso. Ah, finisci di fare lo spietto, Cesare. Un è per te. Un'ave esperienza. Chi so travagli uomini. Ah, sì? E allora che minchia ci fai, tocca? Di cui proteggete i cristiani? Perché vi pagano? Ci sono ladroni briganti in tutta la valle. La pigliano con quel che è. E i carabinieri, i sbirri, se ne fottono. Questo è quello che dicevo prima, il vuoto di potere quindi che viene sostituito dalle prime mafie. Quando hanno dei bisogni. E in cambio, ti pigliano una picca di percentuale. Ma dai stata, diciamo. Ma dai stata qua, una da, tu fissi. Che avanti andiamo a filmare un attimo. Avevamo anche di uno che coglia leve. Non so prima riscossione. Giusto. Ma non avessimo a spicciare magari sopra. O per dare una fetta una terra di Don Torrese. Se può sconsacchi i piccioli e paga sempre puntuale. Alia e insegna. Madonna, comunque i paesaggi sono bellissimi, non me l'aspettavo. Qua siamo. Poi sapeccio a te. Gioco troppo a giochi Paradox, non sono abituato Salutiamo. a questa roba visiva. Mi pace in obbacchio. Grazie. Oh Michael, ti stai cercando? Non sono abituato a questa componente visiva. Si stava aspettando che ve ne vorrei. Statta molto. Sui cabellotti rodoni, se ne saranno buoni. Se tranquillità dovesse affare l'oro. Gianluca, che piacere venirvi. Marco, tutto a posto? Sogno vecchio chi non ero l'ora. E a mio figlio ci piace più vivere che travagliare. Ma alla fine non ne potremo lamentare. Però l'affare a ragionare. Non è che tu potrà travagliare a così assai. L'olore a paite e l'affare come vanno? La leve maturano e facciamo piccioli. A sto proposito, Ci sono problemi? cosa vi sa rischiare? Questa è terra Rudon. Buono, sanno a trovarmi. E certo. E portateci i miei ossequi a Don Torrisi. Cacietto. Cesare, Enzo. Amoni. Abbiamo avuto travaglio. Cioè, ma il mio primo video graficamente aveva un sacco di problemi per colpa dell'upscaling sbagliato. Usare il DLS ha cambiato tutto. Chissà com'è se provo quello dell'Intel e quello di AMD suppongo di non poterlo usare visto che ho una scheda Nvidia, non lo so, devo Come informarmi. diceste tu? Facile. Ma ecco, pago donno un terreno da un sacco di anni. Noi ti c'eravamo protezione. La sua famiglia e tutto cose. Poi dopo potremo stare tranquilli. Ti rispetta. Che c'è sei tu? Un rispetto è po' donna. Se fanno piccioli nella sua terra. Lo sanno come travagliamo. Pagano per avere un servizio. Ecco regale se tranquillano. Ma stavo pensando, non è meglio irci con la macchina a fare i riscossioni? Secondo me i cavalli sono buoni. Non ci faremo molti di fame. La macchina ne fa fare le chiosserie. Cristiani non c'è il livello. Tu vuoi vedere che la macchina è una strisciata. Vedi quanto pare sarà quando ti picchiano dentro un fosso. Lo sai qual è il tuo problema? Sei troppo negativo. Io se visiti finisse a metà del tempo e tu potessi tornare a casa per coicarite con Valentina. Non si tratta di essere veloci, Cesare. Non hanno a bere. Allora, la prossima un po' dire. Piantano le meune. E per un pezzo che ne pagano.
Oh, magari ne divertiamo un'antica. State a sentire, dottore. Non avessimo avere problemi. Sì, Cesare è proprio la parte cattiva che vorrebbe che le cose andassero male per poter malmenare sta gente. Oh, veicolo. Ma si potranno rubare? Parevano preoccupati. Perché sanno che siamo qua. Quando travagliamo, i cristiani si votano lavotolato, lo sanno che è meglio peso. Poi secca. Allora già siamo. A così pare, Caruso. Prima tu. Aspetta un minuto. Sto vedendo qua. Avevo un figlio. Non ci piace calare con il avanzato, è piccerito, ma uno capava sempre. Perciò me ne fotto la sto fare. Un'altra volta. E allora? Come a fare? La stiamo a fare rispetto in faccia a suo figlio. E dopo ci rinfreschiamo la memoria sui suoi doveri. La tua è scarica. Sette molto mentre caparra. E dopo ce la fa a bere. Buona così. Poi siamo nenne. Signora Affini. Signor Trapani, ma che piacevole sorpresa. Amone, con una sorpresa sappiamo tutte noi. Ma secondo me può diventare piacevole. Che sta succedendo, papà? Zitto te, stai nato un mese per niente, Don Torrese. Ma facetemi un piacere, pigliatevi pure tutta la frutta che volete, che mi rispetta. Ti ringrazio. Ma non tutte cose direttamente alla tenuta. Ma sogno capire i piccioli che hanno a dare. Non è la prima volta. E lo sa che la donna travaglia sempre per te. Come già vi dissi l'altra volta, a me non mi serve la protezione. I tragedi arrivano quando non l'aspettamo. Non si sa mai. Io ti consiglio di pagare. Troppo gentile. Ma ci volessi pensare io, è questione mia. Buono. Allora per adesso ne mano come compare qua. Enzo. Vero mi volete sparare? Per 50 lire? Speriamo con si Abe. Pensate, non so costate per fare. Pagale e basta, papà. A tuo figlio c'è camino ci rivedo, dovesse essere fiero. Vedremo se un picciotto ci piace, Caruso. Se proprio l'avete a puntare, puntatela con c'è mia. Minchia l'eroe. Pagate non so che avete a fare e ne andiamo tranquille. Ho capì. I piccioli sono retro. Datemi un minuto che vi piglio. Non ti preoccupare, mi piglia Enzo. Buono, come volete voi. I soldi come mai sono da un'altra parte? Caccia una casciaforte. Amone, gapela. E come fare? Contengono oggetti preziosi, cerca appunto indizi vicini per rivelare la combinazione. Sì, ma non può aprirla lui? Combinazione. Qual è? Un assaggio, un marraporto. Portare salattia. Che da fare per farti la ricoltare? Vediamo prima come funziona. Ma scherzo su un pezzino. La combinazione deve essere scritta in qualche banna, Enzo. Tale a buono. Quindi 6 cifre a coppie di 2 dovrebbe essere il numero che cerco. (10, 20, 30). La trovavo. Ah, ora sa ragione. Gapala. Ma poi a chi ti sei prima casciaforte? E minchia c'è tale. Cosa? Si pare che sta babbiando. Ponte stava italiano. E io sto italiano a te. Oh, zittetevi, tutto roe. Mi state facendo scoppiare un cervello. Ok. Oh, i piccioli l'aio. Ne piaceo? Assai. E i piccioli vi pigliastevo.
Ora è divenne. È sempre un piacere, come al solito. E grazie ancora per la frutta. Ma raccomando, non va affocate. Ah, come siamo badass? Pigliamo i piccioli o no? Non ci sparai a nodo. Sta vuota. Sta a controllare. Quando io ci metto pressione Cristiano, Saccio non so cosa sta facendo. Tu non hai ragione, che è un'altra cosa. Vabbè, come dici tu. Vabbè, per ora sembrerebbe che non puoi prendere decisioni morali. Per ora, almeno. Siamo con Don Torresi, levatele in mezzo. Mamma mia, comunque, troppo piacere. Cioè, ripeto, per me, cioè, magari per le persone è una cosa normale, una vista normale, ma per me, che sono abituato a giocare ai giochi della Paradox o cose del genere, queste viste sono incredibili. Regge tutta giornata potremo aspettare. E avate. E parlare con tuo capo. Non ce ne so capi qua. Buono siamo. E ne riesci a levarti una minchia prima che t'appizzo un picco nati essa. Fai con comodo. A così manco ne tocca spennare la porta. A domani c'è pure uno sui piccioli nostri, a due spacennato. Signor Banaio, rapete. Come? Luca Trapane. Boia? Boia? A domani vedo Boia? confusione. Come potete vedere, la situazione ne scappò mano. Chi succede da fuori? Mi pigliai minatori con le zolfo. Socialisti maledette. Non ci voleva credere, ma stanno scioperando. O sai come pensa Don Torresi di scioperi? Che problemi ci sono? Mi sa da un affare. A me non mi pagarono e io un pozzo pagare. Che è il suo problema? Ci pensavano altri prima che si aggrava. Qual è che comanda? Lo scalpeddaro, Manuele. E dosso e parla assai. Lo conosce subito. Buono. Enzo, amone. Ecco, tipo qua poteva essere anche una scelta tra attaccare il capobanda dello sciopero o attaccare il tizio che non paga il capo del posto. Giusto che minchia s'ammucciò come un caca sotto casa. E secondo io la carina ne l'avessimo a spaccare ne avoce. Se tu coglione non ne esci i piccioli, a causa in tocco non se ne all'America o faccio arrivare. E chi sto è ora? Manuele, è giusto? Ne conosciamo? No, ma conosciuto padrone che è amico come capo. Don Torrisi. Me ne compiaccio. Ma ste parte non si sciopera, Manuele. Tu e i tuoi compari avete a tornare a travagliare. State creando problemi per tutti, magari per l'affare. Non me ne fotto dell'affare. Non c'è bisogno che fa così. Tornate a travagliare. Perché? Ma se no che fai? Io niente, ma mi compare qualche cosa da fa. Ma come ti piace a te? Proviamo allora. Attacco pesante, no. No, Cosa vagliare? T'ho faccio fare io. È una cosa che Ma e posso spammare l'attacco veloce? Prima va a pigliare. Cioè, sto spammando l'attacco veloce? Sì, sembrerebbe ogni personaggio ha una tattica ideale diversa. Quello di prima era più pesante, mentre questo è più veloce. Oltre al fatto che probabilmente qua abbiamo anche un'arena più limitata come spazio. Ops. Cioè, quello di prima dovevo fare più spammare attacco pesante all'inizio, mentre qua invece sto spammando attacco veloce. Già avete tale arma. Allora, Chi fa? Va a bloccarsi? tornate a travagliare. La tua specie di rivoluzione finito.
Paga a derute ste minchia quanto c'ha a dare e mandala a fanculo. Certamente, e portateci mio ossequio a Dottor Risi. Ne vedremo la prossima mesata. Minchia, sei buono con cotello, Caruso. Allora non si coti chitarra. Era un parra. Se avesse avuto i coglioni, a ora si avesse pigliato i piccioli. E stiamo già simpatici anche a Cesare. Piacciamo a tutti. De Picciotti avevano ragione. Era giusto, palle. Se fosse giusto o sbagliato, i sindacati nei terri Don Torreso non c'hanno a casa. E parte la rivoluzione comunista di Enzo. Scimoniti scansa fatica. Se la finissero di lagnare, se buscassero picciole buone. E tu che ne sai? Con travaglia stai mai nato, vita. Ma picchi ora chi sta facendo? A chi sto travaglio è? I sindacati ci hanno usato sempre con le zolfo. E pure i protiessi quando era amico. Non sei per a niente. Non sei buono mai. Nell'anno 90, i fascisti ciliani erano reneghi. O donne, Tino e io facciamo una cosa sola. Bloccare tutti i scioperi. Prepara subito che sa a fare così. A così va o mondo. Manteniamo l'ordine per fare travagliare i cristiani. È giusto ora così. Se tu dici tu. Quella Avere da sotto. quella è una nave, quella che vedo Stiamo là in arrivando a fondo. Pitta in mare. Tu conosci? È vicino al mare. La famiglia Galante travaglia da. Sto compare nostro. Galante? Come autunno? Esatto, come autunno. Don Galante comanda una cosa. I de mezzi si conoscono buono. Amici sì, hai buono. Cioè, avevo aspettative bassissime per questo. Cioè, bassissime, insomma. Comunque ho comprato al Day One a prezzo pieno, non da rivenditori di chiavi. Cioè, comunque è sopra le mie aspettative. Poi, cioè, nel senso, non è che ci abbia il gameplay innovativo e tutto, però lo aspettavo molto più basico come. Cioè. Non so come spiegarmi. Come valori produttivi. Amore! Vai! Farmacia. Tutte le insegne sono scritte in italiano comunque. Vabbè, a questo punto direi che tutte quelle del gioco. Alimentari francobolli. Mamma mia. C'è un lavorone, ma queste scale qui. Sto poi con Vabbè. i galanti. Sanno tutto chi tocca a casa e tutto chi tocca ne esce. Dei vai che scendono le core di tutto il mondo e vanno ritte nei bar. E dei picciottori sopra. Madre mia! Fanno un sacchi piccioli. E non se le danno in mano praticamente mai. Leone. Ma avete travagliata mai o ve ne state sempre aspettati a giocare? Oh, un momento. Minchia! Non alleniamoci rivedo. Buono parlo per me, eh. Viste Enzo, un bravo picciotto. Mi sta aiutando, esperto. Più esperto di che sto qua, spero. Come a fare? Forza, ce la siamo. Franco, amone per l'amici nostri. Ah, mi dispiace, ma è tanticchia troppo leggera. Problemi? Ultimamente con le guardie facciamo difficoltà. Ci sono troppi controlli, occhio non è che. Un nuovo capo può togliere l'omine per darci la mano. E i capimasci ci va Già finito quello dietro. Ma ricordatevi Cesare. come funzionano i cose. Esatto, bravo. Potevamo fare qualche cosa più buoce? L'ammanco è dovuto a una spedizione che fu portata alla dogana prima che ci arrivassimo noi oggi. Ci fu un cambio di personale. C'è un compratore. Buono. Ma c'è magari un piano? Secondo te? Guarda, con lei. E senza fare boidello, capisci? E tu? Te ne stai a rasparite i coglioni? A ma parare a fare qua. Forza, amonin. Franco, Nero d'Avola.
Manco ci avesse addomandato di venirla a scacciare a Racina. Opa, Amoni. Sei Enzo, giusto? Esatto. Piacere, Leo. Mi parlerò buono di te. Un depositore a dogana è da. Ti Sì. metto palio. T'asperocchi, è bravo. Grazie. È Leo che t'avesse a dire grazie. Ti chiave scommesse. Non ci creva nudo che vincevi tu. Vero. E spenniamo a tutti. Ma quindi non so che c'è no carico. Whisky di qualità. Dei nostri amici americani. Vale un po' delle picce. E allora perché tu facessi sequestrare? Io pensavo che eri chi do spietto. Un nuovo capo della polizia si presentò a Scoppolone. Mentre scaricavamo. Inchiattasso. Ma non è pericoloso a rubare cesbire? Su questo non so manco più quante volte la rubano. Un depositore a dogana ci mandano in sbirre che manco si sanno a moglie di scala. Si attaccura. E sarà una passata. Sì, comunque ammonire vuol dire qualcosa tipo A andiamo. posto. Seguiamo il solito piano, Cesare. Io distraggo le guardie al cancello e Botte scavalcato un muro sul retro. Ma chi stiamo cercando invece? Whisky. Casci whisky. Fatemi un segnale quando trovate. E non fate voi dietro. Amone, vieni a pressa a me. Cammino. No, dai, questo non può essere l'ingresso della dogana nascosto. Cioè, è troppo palese. Minchia, si scalperano nuova. Da, potremmo accianare. Ma dai, ma che ingresso segreto, cioè, tanto voleva lasciare i cancelli aperti. Viene dopo di pensacchiere. Antonio, ma che piacere. Leo, che buono. E c'ho bisogno di un motivo per salutare un amico. Momento che mi ricorda Uncharted. A posto. Già siamo. E tu? Faccio pa' un whisky. Cesare. Cesare. Minchione. Lo sentiste cosa oggi? Cana per America. Cosa? Whisky. È pure di qualità. Ok. Arreposate, compare. Che è qua? Ah, può prendere i vestiti? Ah no, puoi nascondere il corpo. Pensavo fosse diventato Hitman. Pensavo di potergli prendere i vestiti e mascherarmi da membro della dogana qui. Napoleone, muori. Che ci fa Napoleone qua? Altro un secolo di ritardo. Minchia. La già cascia fuerte. Ah, La combinazione avesse essere qua. vabbè no, questo è palesemente soltanto il giornale. Visto che siamo nel 1904, quindi dovrebbe essere questo il periodo. Vediamo qua. Ah, qua c'è scritto la combinazione della cassaforte 21 10 0. Ma che senso ha farle così palesi? Ok, sono andato a cena, però voglio continuare cioè, voglio allungare ancora il video gameplay. Quindi riprendiamo da dove ero rimasto. Sarei curioso se ci sono delle opzioni di accessibilità per chi non è in grado di premere tante volte il tasto. No. Ah, questo probabilmente. Immaginavo. Se uno non è capace di premere tante volte, se comunque ha problemi a premere tante volte il tasto per lo stealth.
fare automatico. No, l'ho tirato. E chi? Ok, è andata bene. Sì, in effetti potrei anche farlo, automatico. Cioè, non è che è una cosa che mi dà divertimento. Ora sa buttare fuori. Ah, raccogli anche la moneta che hai lanciato, ottimo. Mi compiaccio assai che ti è piaciuto Leone, ma veramente... No! No? Un venuto. Non mi pare uno che ha rifiutato un presente. Dico bene? Io sto per finire. Allora, ne andiamo. È messo che spezzolia. E c'ave pure avuto a che pensare più ora. Grazie. Vi ringrazio, signori. Signorina? Amore, Whisky americano, l'unico pensiero più possibile. io faccio spostare la merce e poi rimane per ogni picciolo. Poi tale quando ce l'hai. Don Torrese te conosci. Ne vedremo, Leo. Amoni, avevamo ancora che fare. Luca, Cesare, è stato un piacere, Enzo. Cioè, io volevo concludere il video quando finiva questa storia del pizzo, ma non finisce mai questa storia del pizzo. Quando è che questa quest con Luca e Cesare finisce? Una volta tappa e pista è nata finiamo. Ah, ok. Grazie a Dio. Il suo passa una bottega. Andiamo. Stiamo in un vecchio pichetto. Non basta il testa rura, ma paga puntuale. Sono tutti puntuali. Torniamo prima che scusa. Fichera, ma abita un nepisso scatto signore. Ci pensiamo la settimana in giorno. Quanto italiana questa via? Come stai now? Non abbiamo tempo ricco. Cami. Salta cavalcatura, te ne hanno premuto T. Amore! Vabbè, quasi quasi. Arrivare l'ho brutto salire. Signor Fichera, qualche cosa che vi preoccupa? Hai detto che sono preoccupato. Una notte fa, i ladri si pigliarono a me pompa e giaule che 99. Un sacco di piccolettate nella monnezza. E chi sto mi dispiace? Io Considerando che esatto, che siamo pagati per proteggerlo. Io magari pensavo che Don Torrisi era un uomo d'onore, e invece non è meglio di singhiasciate di criminali. Oh, ancora come pare? Zitto te. O compare per ragione. Ma chi minchia dice? Signor Fichera, da che banna se ne fuori ladri? E io che ne saggio? Se ne chiamarono nei colline. Secondo me erano picciotti di Messina. Isto può essere. Ci pensavano anche. Sparatori, iniziano gli scontri a fuoco, forse. È un taccacare. Bravo, sa buono. Sì, tutto a posto. Tu? A posto. Vedremo rincia. Non mi ricordo come ci si cura con F, mi sa. Oh, ecco. Il sciocca è un... Che bello pesante. È bello potente. A cosa vai a essere? No, non ce l'ho. Ti lascio una raccolte pasticcia per che affilare vai la a lama. Ma magari qualche cosa me la fotto pure io. Ok, quindi posso anche non usare il coltello, ma sparare. Ottimo. Questa è una cosa brillante,
così uno può scegliere come consumare i consumabili. Cesare, hai Saban. A trovato. Amone nerecca. Rapo cancello. Ci sarà un'altra sparatoria mentre il tizio fa spostare il carro. Stavo per dire, sono troppo banale. I 20. Oh, ma ci sono le granate. Sì, sono il Doomslayer, come potete vedere, da come miro. Ma quanto so? A puesto. A me a ripigliare. I cadaveri. Ma a fare spere. Sì, oh. Minchia, quanto pesa. Vabbè. Aspetta. Che minchia fai, Cesare? Tenelo fermo. E non si vede nulla da lì. Sto panzone in merda, irrita sta sezza, c'è. Minchia! Se posso sapere che facesti, Cesare? Magari è d'oro. E poi ora non se ne faccio niente. Questa è la prima volta che mi sembra la prima volta che vedo la sua faccia veramente sconvolta. Ne calo che mezzio. Meglio che non sapero niente. Mi posso ferare? Vabbè. Amone ignora. Prima che Luca pensa che hanno ammazzato. Oh. È stato bravo oggi. Più un'ora per lei. Oh, cason. Buono facisto, pecciotti. Enzo, fiammate. E chi non so come rubarono? Sai, chi so ieri? O signore Vopai. Don Torriso non era sempre suo impegno. E o signore Ciopai a Don Torresi. Mi fa piacere che sistemiamo tutto quasi. Cento lire ne aspettano. Che diceste, po? Un servizio... magari picca, 100 lire è un prezzo di favore. Un grande favore. Piccoli mafiosi crescono. Vi ringrazio, compare Fechera. Ne vedremo mese che trasi. Mi facessero schifiare. Ma c'è backside. Probabilmente adesso è giunto il momento di concludere il video. Ora guarda se c'è un ultimo filmato, poi comunque dopo, in ogni caso, si ripartirà con la parte 3 della Blind Run, l'anima della scoperta. Francesco no Pureia. Oh, siamo passati all'anno successivo?
Ma picchi un ticecchio una bella femmina. E passatello un piacere ogni tanto. Oh, minchia, Francesca, chi darà ta viena? Oh, sape fare certe cose? Madò! Ora che ci penso meglio che te fosse sprecata. Minchia, Cesare, smettila. Arrivarono. Raffaele, Bennaido. un piacere, come sempre. Che bella macchina. Longa assata rimpaliemmo. Beh, l'amici di persona sanno a bere. Chi tu è? Un barone Fontanella. Da sta zona i case sono tutte sue. Mio zio ci un aiuto una volta ogni tanto. Isabella, vieni qua. Saluta l'ospite. E chi tu? Suo figlio Gennaro. La sola cosa che ci piace è chiassare i piccoli e i due stesso. Case, amo. Picciotte è un travaglio importante, sentitemi. O padrone vuole che Isabella passi un antico tempo con figlio barone. Io vuole bere lo tempio, sulla costa. La vede accompagnare. Facete in modo che i due si teniamo posto. Come se tu bestia ci avessi cogliona per provarci. Ah, buono, o padrone non vuole problemi, Cesare. Non abbabbiare. C'è che non stai mai in una macchina. Quando c'è solo come oggi è a fine del mondo. Pensava a ridere c'è cavaggia. Ah, così siamo in anticchia. Peggio pedda. Picchion fa guerra a mia. Ha visto mattina che sta guerrando. Non sono così stanco di vedere mediti al volante. Meglio se piglia un cavallo e ci rune un'occhiata. Ne vedremo sul retro. Se Gennaro ci riesce a farla paitere. Runare un'occhiata mia. Vediamo se riesce a pigliarmi. Lasciamole tranquille e o pigliamo nei cavalli. Vedremo che tempo perdono. Ma perché vuole mettere nei casini quest'uomo? Spero che non ti dispiace che ti perdi il giro con la macchina. Per passare il tempo con De Rue? No, preferisco cavalcare. E magari la vostra compagnia. Come complimento lasciano anticchia a desiderare. Ma grazie. Vostro pace sta facendo cose rosse. Però, pure io che lei cogna come tutti i lauci. Perché ci tiene così? Non lo sai? Sti terreni tutti robarone so. Il grande Don Torrisi solo un gabellotto, Salutiamo, Gaspare. Buongiorno, vi preparo i cavalli. Solo Alba. E Navo Giuppienza. Fai carriera, Caruso. Scegliete che gioca vuoi. Ok. Buono. Direi Tu che scegli questo. un cavallo che ne niemo. Direi che questo è il momento per stoppare il video. Come sta? Sicuro frisco. Se volete sapere cosa combineranno questi due, al prossimo video. Ciao!